Che i conti della superstrada pedemontana veneta fossero in rosso non è una novità. Lo saranno almeno per i primi 9 anni di esercizio dopo la sua completa apertura, come dicono le carte e come hanno confermato in molte dichiarazioni pubbliche i vertici di Palazzo Balbi. Oltre al debito che l'opera sta accumulando, la Regione Veneto deve sborsare circa 150 milioni all'anno per 39 anni al concessionario, cifra che ancora non tiene conto della rivalutazione dovuta all'aumento dell'inflazione negli ultimi anni. Servono altri soldi e, se non arriveranno dai pedaggi, dovranno uscire dalle tasche dei conti pubblici, ovvero dei cittadini e dei lavoratori. A questo dovrebbe servire l'aumento dell'IRAP tra lo 0,1 e lo 0,5% a carico di quasi 150.000 imprese venete. Il provvedimento sarà sul tavolo della Giunta martedì 13. Nega questa interpretazione l'assessore al bilancio Francesco Calzavara. Fratelli d'Italia, con il senatore De Carlo, frena sull'aumento dell'imposta. Il PD va all'attacco. Da troppi giorni assistiamo ad un teatrino assurdo del presidente Zaia che scarica barile, scarica le responsabilità sulla strada pedemontana veneta, sui costi che da essa deriveranno nel bilancio della Regione del Veneto. Questa faccenda deve finire, il Veneto e i veneti hanno bisogno di parole di verità. Dalla posa della prima pietra della pedemontana sono passati ormai 13 anni. L'opera esiste e ha modificato viabilità e territorio. Vederci chiaro sui conti è una richiesta sempre più pressante da parte delle opposizioni in Consiglio regionale. Per questo chiediamo al Presidente Zaia di venire in aula a riferire rispetto alla strada pedemontana veneta e, se non otterremo risposte, siamo anche disposti a chiedere l'istituzione di una commissione di inchiesta per accertare la verità, affinché sulla vicenda della pedemontana veneta si possa finalmente scrivere il nome del responsabile.